L'hanno chiamata Operazione Immigratis, 14 mezzi recuperati, 12 denunciati, 4 arresti, 7 custodie cautelari da parte della Polizia di Vicenza. Grazie a una vasta operazione di polizia giudiziaria a carattere interprovinciale è stata smantellata un'organizzazione criminale specializzata nel furto e nella ricettazione di mezzi d'opera. Indagine avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza, culminata con un'esecuzione di misure cautelari a carico di pregiudicati che operavano prevalentemente in territorio vicentino e trevigiano, consentendo così il recupero di 14 escavatori rubati per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. Inchiesta condotta tra Veneto e Puglia, conclusa con la denuncia di 12 componenti di questa banda. 7 di loro sono in esecuzione di provvedimento restrittivo, 3 sono stati arrestati in flagranza e infine nella prima fase di attività è stato eseguito anche un ordine cautelare. Numerose le perquisizioni domiciliari e locali che hanno portato al sequestro di beni riconducibili alla banda. Sono tutti cittadini italiani, prevalentemente originari del Foggiano, ma ben radicati in territorio veneto. Agivano con estrema cautela e professionalità. Ogni colpo veniva studiato nei minimi particolari per ridurre al minimo i rischi quando si trattava di individuare il cantiere edile da saccheggiare o di programmare le fasi del trasporto, dell'occultamento e della rivendita dei mezzi rubati. I furti si consumavano in tempi rapidissimi, le ruspe venivano sottratte e bonificate da eventuali sistemi di tracciamento, corredate di documentazione falsa e infine esportate all'estero. L'operazione coordinata dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento Veneto della Polizia Stradale ha coinvolto diverse squadre di polizia giudiziaria del Veneto e della Puglia che attraverso una complessa attività di indagine hanno infine ricostruito le modalità operative di questo gruppo criminale.